nel 2008 Zaia, che era al governo, non fece nulla e allora c'era una domanda pendente da parte della Regione Veneto, lo conferma anche oggi Formigoni, allora fu la Lega di Bossi che bloccò questo e in tutti questi anni Zaia è governatore da 7 anni, non ha fatto nulla, non è andato avanti con nessuna trattativa, adesso c'è stata una virata, diciamo, per nascondere le proprie responsabilità in campo politico e amministrativo di questa regione. Il referendum sull'autonomia del 22 ottobre è una presa in giro agli elettori, secondo il consigliere regionale PD Graziano Azzalin. Nella sua interpretazione la Lega Nord sta portando avanti da almeno un decennio una sorta di gioco delle tre carte, continuando a promettere un'autonomia che nei fatti non ha alcuna intenzione di portare a casa. Zaia ce l'aveva già un mandato pieno, perché oltre la metà dei cittadini l'avevano votato e quel programma su cui l'hanno votato chiedeva maggiore autonomia. Il non portarla avanti è un addebito che dobbiamo fare. Oggi non dobbiamo in questa campagna elettorale fare in maniera di trovare un alibi per la Lega che non ha fatto quello che si era impegnata di fronte agli elettori. Per questo, conclude Azzalin, pur essendo a favore dell'autonomia, il 22 ottobre mi asterrò e invito i veneti a non cadere nella trappola della Lega e fare lo stesso. Faccio io una domanda a tutti quelli che andranno a votare. Se c'è un sì così scontato e massiccio in chi si reca alle urne, che senso ha allora fare questo referendum se abbiamo già un esito così scontato? Che senso ha spendere questa quantità di risorse inutilmente?